ci foste voi al governo della regione, come li spendereste i soldi che riuscireste, secondo quanto dite, a recuperare facendo alleggerire il patto di stabilità al governo nazionale? Ma a parte questo noi non possiamo non prescindere dalla messa in discussione dei vecchi modelli di sviluppo, perché se noi abbiamo fallito sino ad oggi è perché abbiamo portato avanti dei modelli di sviluppo importati, imposti e che ci hanno creato un impoverimento spaventoso, non solo hanno anche avvelenato gli ambienti. Mai e poi mai, ad esempio, io in finanziaria metterei 150 milioni di euro per un'operazione fallimentare e truffaldina come l'operazione per il gasdotto Galsi, ad esempio. Per cui noi abbiamo, e questo concetto è importante spiegarlo bene anche ai sardi, che nella finanziaria, ultima finanziaria, se non sbaglio era articolo 3,1, e mi è rimasto impresso perché l'ho contestato, proprio in merito al finanziamento della società privata Galsi per il passaggio del gasdotto in Sardegna. È una cosa della quale i sardi dovrebbero beneficiare, cioè pagheremo. Ma nel modo più categorico non è vero. Quello che lo paghiamo oggi. Io spero che Moroni mi prenda in giro perché lui sa bene di che cosa si tratta di un bluff. La finanziaria dice che per il passaggio, attenzione, per il passaggio del gasdotto che dall'Algeria all'Italia del Nord porterebbe il gas metano attraverso la Sardegna. Per cui per questa bella servitù di passaggio, scritta, firmata, paghiamo pure. Noi ce la compriamo questa servitù. Non ci facciamo pagare, ma paghiamo noi. Paghiamo, subiamo tutti i danni, eccetera, eccetera, per cui paghiamo. Ecco, per questo voglio anche specificare che non amo essere definita facente parte di una classe politica che ha fatto molti errori.